Benvenuti e ben ritrovati. Il tema che oggi vi proponiamo è uno dei temi che da voi ci è stato segnalato in più occasioni. Parliamo di obesità. Pensate, è una emergenza ormai mondiale che genera costi economici molto elevati, produce ancora stigma, ahimè, e discriminazioni sociali, ma coinvolge anche molte altre patologie. È un tema molto centrale in questo momento. Pensate che noi siamo il primo paese al mondo ad aver approvato una legge per combatterla, la obesità. Che cosa significa questo? Significa che grazie a essa l'obesità è entrata nell'elenco delle malattie croniche con tanto di LEA, e cioè i livelli essenziali di assistenza. Ma tutto ciò basta? Lo chiediamo al nostro graditissimo ospite. Davvero, credetemi, sapete che raramente mi dico felicissimo di avere come ospite in questo caso il professor Claudio Maffeis, che è direttore della pediatria B, indirizzo diabetologico e malattie del metabolismo presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Davvero un grande piacere, professore, averla con noi. Piacere anche per me, grazie dell'invito. Cerchiamo di capire molte cose nei 20 minuti che abbiamo davanti, le ragioni che portano alla obesità, cosa fare per combatterla e poi anche questo suo affacciarsi sul mondo di altre patologie, il diabete in modo particolare. Voi siete ormai specializzati in questo, ma io partirei da un pensiero comune, se lei permette, professor Maffeis. Quello che l'obesità derivi dal mangiare troppo o dal muoversi poco, e quindi prevenzione, e quindi attenzione, camminare, mangiare, le diete e tutto quello che va dietro. Per anni l'obesità ci è stata raccontata in questo modo sbagliato? Bene, allora, grazie per questa domanda centrale. Allora, certamente sì, quando un peso aumenta in eccesso, inevitabilmente è la conseguenza del fatto che la persona si alimenti in maniera superiore al suo reale fabbisogno. Questa è una legge della fisica, quindi certamente l'eccesso di peso è associato a una alimentazione incongrua e a un'attività motoria generalmente limitata. Ma questo è troppo semplicistico. La risposta a cui dovremmo rispondere è: come mai una persona mangia di più del dovuto o si muove meno del dovuto? E come diceva lei, grazie ai processi della ricerca è stato possibile determinare in una maniera, direi, chiara, ormai confermata da numerosi studi, che il corpo umano si regola il proprio corpo, il proprio peso, in maniera estremamente precisa, e questo è regolato fondamentalmente dalla predisposizione genetica. In questa malattia, quindi l'obesità, come lei diceva, è stata riconosciuta come malattia cronica nel bambino e nell'adulto, è una condizione che si realizza nel tempo, con velocità diverse, con fasi critiche particolari nel corso della vita della persona, ma che è conseguenza di una forte predisposizione genetica. Dal 40 al 70% della responsabilità di questa malattia può essere ascritta ai nostri geni. Quindi uno può dire: ma allora se io ho i geni che mi favoriscono la comparsa dell'obesità, io sono destinato. No, non è detto. Diciamo che questi geni predispongono alla malattia, ma affinché la malattia si manifesti nella persona è necessario che la persona sia esposta a un ambiente che favorisca l'espressione di questi geni. Nel nostro caso, quindi, ecco, gli eccessi alimentari in funzione del fabbisogno. Ecco, non bisogna pensare che la persona con obesità sia una persona che mangia troppo. Mangia troppo in funzione di quello che dovrebbe, per il suo reale fabbisogno. Ecco, questo è un concetto. Quindi l'alimentazione svolge un ruolo importante, importantissimo. Poi ci torneremo, professore, però io vorrei tornare su quel sostantivo che lei più volte ha sottolineato. L'obesità è una malattia. Perché mi interessa sottolineare questo? Perché va anche detto che non è una colpa. Assolutamente. E che questo, perché adesso, a parte che lo dichiara la legge, avere chili di troppo non è una semplice condizione, ma un problema di salute da prevenire e curare, no? Però spesso e volentieri lo si sente come una colpa. Questo cosa può comportare?
Sì, grazie di questa osservazione che è assolutamente centrale. Ecco, io direi la persona affetta da questa malattia vive ovviamente male questa condizione. Tutte le persone che hanno una malattia vivono male la propria condizione, soprattutto se questa condizione è così evidente. Quindi se la persona manifesta questo eccesso di peso, ovviamente può subire una discriminazione da parte di altre persone. Abbiamo parlato di stigma in apertura. Assolutamente, no? Questo riguarda gli adulti, ma ancor più i giovani, i bambini, i ragazzi. Sì. Sappiamo tutti dalle cronache quanto il bullismo sia una condizione, ahimè, molto diffusa ormai, e c'è sempre stata un po' questa tendenza nei giovani, ma mai come adesso è un'esasperazione di questa condizione. E la persona con eccesso di peso, ahimè, è frequentemente oggetto di questo tipo di stigma e quindi anche di bullismo. Molto importante quindi pensare per risolvere o per affrontare con maturità questa cosa, offrire alla persona anche un sostegno. Ecco che quindi lei parlava prima della necessità di dare un aiuto alle persone, no? Le persone che hanno, alle famiglie in questo caso, che hanno un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza con questa problematica. Quindi l'alimentazione è importante, lavorare su quello è importante, non dimentichiamo però quanto è importante l'aspetto psicologico, dare gli strumenti alla famiglia, alla persona per sostenere questo peso psicologico associato a questa malattia. Ecco quindi la necessità di offrire alle famiglie una equipe terapeutica, quindi non dobbiamo banalizzare. L'obesità, come ha detto lei, non è la conseguenza che uno mangia un po' troppo. Certo, mangiare tanto o troppo fa male a tutti, su questo siamo d'accordo. Certo. Ma qui siamo di fronte a un meccanismo biologico specifico che deve essere contrastato nella maniera opportuna. Ecco quindi, per affrontare questa condizione, ci sono 3 punti, secondo me, fondamentali. Mi dica. Il primo punto necessario è il ruolo della famiglia. La famiglia ha una funzione educativa, oltre che di protezione e affettiva nei confronti della nuova vita, quindi del bambino o dell'adolescente. Bene che la famiglia sia sensibile a questa condizione, cioè agiamo nella prevenzione, nella consapevolezza che questa è una malattia, non trascuriamo, non arriviamo alla sanità quando è troppo tardi, quando la situazione è estremamente compromessa. Molto meglio confrontarsi con la struttura sanitaria, in questo caso con il pediatra che è di libera scelta, che è disponibile per tutte le famiglie, per avere un consiglio, per avere un supporto, per affrontare tempestivamente e possibilmente prevenire questa condizione. Questo è fondamentale. Prima si interviene, o meglio, prima si previene, meno problemi avremo, anche nel caso di una predisposizione genetica importante. Quindi primo punto. Secondo, la sanità. Certamente la struttura sanitaria nelle sue varie forme, quindi pediatra libera scelta, medico di medicina generale, poi abbiamo gli specialisti, in questo caso noi, che possiamo offrire sostegno, un supporto alla famiglia operativo, efficace, e che oltre alla prevenzione può fornire una terapia che è in grado di contenere, di migliorare anche di molto l'output clinico, cioè la condizione del bambino, della famiglia, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista delle complicanze, come diceva prima, sia dal punto di vista psicologico. Quindi si può fare qualcosa, lo dobbiamo fare e lo possiamo fare. Professore, le nuove generazioni di farmaci o antiobesità, se ne sta parlando continuamente, vengono anche abbastanza indicati come delle soluzioni, a parte il fatto che mi pare che il costo sia altissimo e che quindi non tutti i pazienti se lo potrebbero permettere, ma che cosa ne pensa lei? Sì, questo è un argomento estremamente attuale. Diciamo che la terapia farmacologica per l'eccesso ponderale ha trovato in questi ultimi anni dei farmaci estremamente efficaci. Questo è innegabile, proprio perché agiscono sui meccanismi della sazietà in vario modo. Quindi abbiamo dei farmaci che possono aiutare il paziente con eccesso di peso per migliorare. Però ci sono, come tutte le situazioni, delle cose da chiarire. La prima cosa è: non confondiamo il trattamento con l'obesità con la necessità esclusiva di un trattamento farmacologico. Come Società Scientifica Pediatrica abbiamo curato in prima persona
ho steso questo documento, un documento nazionale che serve per fare il punto su questa situazione, ed è un documento che ha raccolto tutte le società pediatriche per la stesura di questo documento, nel quale si specifica che il trattamento farmacologico può essere consigliato solo in determinati casi, non in tutti i bambini o adolescenti con questo problema, in determinati casi, dopo i 12 anni di età e non prima. Per adesso probabilmente si sposterà a 6, ma per ora è a 12 l'autorizzazione, e i pazienti che hanno determinate caratteristiche di gravità del problema e eventuale presenza di complicanze. E prima comunque si deve procedere a un trattamento cosiddetto comportamentale, cognitivo-comportamentale, in cui si fa appunto una rieducazione nutrizionale, uno spinta all'attività motoria, eccetera, in modo tale di vedere come può evolvere la situazione. Nei casi in cui è indicato, viceversa, si può somministrare il farmaco. Questi farmaci, come diceva lei, hanno un costo, perché per ora non sono rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale, un costo che è circa di 8 euro al giorno, il trattamento, e consiste sostanzialmente o attualmente in un'iniezione sottocutanea settimanale, quindi è una piccola puntura assolutamente indolore che si esegue nel sottocute una volta alla settimana. A breve uscirà nella nostra unità operativa, che è appunto un'unità operativa d'eccellenza, sta contribuendo agli studi internazionali per l'approvazione di altre molecole, in particolare una molecola che verrà utilizzata per bocca, quindi non ci sarà più neanche la necessità della iniezione settimanale, e ci sono molecole che agiscono stimolando 2 o 3 recettori specifici, quindi più avanzate ancora, stanno uscendo, ci sono ottimi risultati, e quindi dobbiamo dire che nella stragrande maggioranza di soggetti, non in tutti, questi farmaci sono efficaci. Sono efficaci finché vengono assunti. Se tu assumi il farmaco hai verosimilmente un calo di peso che può essere anche molto importante, arriviamo al 20% del peso di partenza nel tempo, sì, però se tu sospendi il farmaco hai un ritorno al peso, cioè una ricaduta a un peso iniziale, quindi c'è una dipendenza dal trattamento farmacologico legato proprio al meccanismo d'azione di questi farmaci. Quindi diciamo che quello che è molto pericoloso è che vi è una richiesta da parte di persone che non hanno l'indicazione al trattamento all'uso di questi farmaci. Esempio, voglio calare 5-6 kg perché ho una necessità sportiva, una necessità mia personale, ecco che cerco di assumere questo farmaco per ottenere questo risultato. Ecco, questo è un misuso del farmaco, un uso sbagliato, un uso scorretto che non ha senso e che soprattutto espone anche effetti collaterali, perché tutti i farmaci, nessuno escluso, ha degli effetti, chiamiamoli indesiderati, per cui il farmaco agisce in una certa modalità, ottiene un certo risultato, ma in alcuni casi, più o meno frequentemente, può comportare la comparsa di effetti indesiderati, che per questi farmaci generalmente sono molto lievi, qualche disturbo intestinale, nausea, ecco, questi sintomi, questi sopportabili. Sì, in qualche caso può dare qualche problema maggiore, quindi ecco l'importanza che questi farmaci vengano per ora prescritti solo in centri cosiddetti di terzo livello, parlo per la pediatria, ecco, per la pediatria, quindi fino ai 18 anni, questi farmaci vanno prescritti da centri di terzo livello, cioè esperti specializzati proprio nel trattamento dell'eccesso di peso, perché non si tratta di dare il farmaco, ma di seguire il paziente e la sua famiglia in tutto ciò che è associato a questo, sia l'eventuale comparsa di effetti indesiderati, sia la necessità del miglioramento dello stile di vita di questa persona. Certo, e se noi pensiamo, perché stiamo discutendo con il professor Maffeis come se fosse normale dire che i bambini oggi sono un oggetto bersaglio rispetto alla obesità, mentre invece dovrebbe farci spalancare un po' con gli occhi, al punto che lei, in una ricerca pubblicata da The Lancet, firmata da lei, professor Maffeis, dice che la prevenzione non si esaurisce con i consigli ai genitori, deve accompagnare i ragazzi per tutto il percorso di crescita. Io direi, a cominciare dalle mense scolastiche, sarebbe ora, no? Ma questo percorso di crescita che va seguito
È facile farlo o ci sono degli ostacoli ancora? Sì, allora certamente quello che dice lei è assolutamente giusto e da perseguire. Il percorso di crescita è un processo estremamente affascinante che comincia addirittura col concepimento, anzi prima in realtà, ma comunque col concepimento. Quindi la storia metabolica nostra è cominciata quando siamo stati concepiti, quando abbiamo vissuto 9 mesi nel grembo materno, quando abbiamo interagito col metabolismo della nostra mamma. Lì esiste un meccanismo molto affascinante che è stato recentemente evidenziato, e cioè che i geni che noi abbiamo ereditati dalla mamma e dal papà si possono esprimere o meno a seconda dell'ambiente metabolico in cui si trovano. Ecco che quindi l'esperienza durante i 9 mesi di gestazione e dei primi 2 anni di vita postnatale hanno un impatto determinante sull'espressione dei geni e quindi anche sulla predisposizione o meno a sviluppare delle malattie, quali in particolare tutte le malattie croniche non trasmissibili, cui l'obesità, il diabete, l'ipertensione e la dislipidemia in particolare. Quindi tutte queste malattie vedono una loro origine molto precoce. Ecco che per agire nella prevenzione, come lei ha giustamente sottolineato, benissimo l'igiene della gravidanza, molto importante che la mamma nei 9 mesi di gestazione abbia una condotta personale, sia alimentare che motoria, che di follow-up diciamo clinico, che sia diciamo lineare, che sia corretta, adeguata. Poi con il parto, dopo il parto, nei primi mesi di vita, l'allattamento al seno, fondamentale per prevenire, e dopodiché uno svezzamento adeguato, e dopodiché una crescita seguita dal pediatra che non deve essere eccessiva, troppo veloce, deve rispettare quelle che sono le predisposizioni individuali, le caratteristiche individuali, ma anche un accrescimento armonico del peso e della lunghezza del bambino. Una crescita troppo veloce è un fattore di rischio. Il fumo, l'esposizione al fumo di sigaretta, anche passivo ovviamente, in casa, in famiglia, non bene per i bambini assolutamente, sia in gravidanza ovviamente sia dopo il parto, quindi non si dovrebbe esporre il bambino al fumo passivo mai, perché ha un effetto favorente. Dopodiché certamente anche le condizioni della mamma sono, se la mamma soffre di una qualche malattia, questo predispone, tipo l'obesità, il diabete in gravidanza eccetera, ma il decorso di crescita nelle età successive, quindi finito il primo e il secondo anno, è molto importante che questo bambino venga educato a un'alimentazione diciamo familiare, quindi che segua la cultura familiare. Ormai siamo una società multietnica, le abitudini sono diverse, vanno accolte, ma vanno sostanzialmente anche guidate da un punto di vista compositivo, cioè non possiamo, diciamo, o meglio, è utile consigliare comportamenti nutrizionali che siano affini a quella che è la fisiologia umana, cioè quello che porta a un risultato ormai dimostrato essere migliore. Ad esempio, l'alimentazione mediterranea. Fortunatamente noi in Italia viviamo questa ottima possibilità di avere una cultura alimentare famosa in tutto il mondo e che oltre alla qualità e alla bontà dell'alimento comporta anche una composizione favorevole. L'importante è che la persona però segua questa alimentazione. Ha visto, professore, che adesso quella famosa piramide se la stanno ribaltando in America, per cui adesso diventa il contrario. Ma siccome questo sarà l'oggetto del seguito della nostra trasmissione della seconda parte, ecco, un parere suo al riguardo, cioè la piramide alimentare a cui siamo abituati rimane sempre di valore. Certo, recentemente è stata riconfermata la piramide alimentare mediterranea, dando, e questo è molto interessante, dando anche come diciamo, consiglio, come sottolineatura l'importanza della convivialità. Molto importante la certo. Convivialità, e questo lo dovremmo collocare in una società dove la convivialità viene in parte sostituita ormai dai social media o comunque dalla cellulare, dall'esposizione al video. Pesantissimo ancora oggi. Che è un problema. Questo, se vuole, dopo è un problema molto importante per la società, molto importante per la pediatria, perché il bambino di oggi sarà l'adulto di domani, per cui noi dobbiamo investire la massima attenzione sulla giovani generazioni, perché saranno coloro che porteranno avanti
il tutto dal punto Potrà di vista... essere, professor Maffei, se lei è d'accordo, l'oggetto di un'altra nostra conversazione, ma mi piace concludere questo incontro, secondo me straordinariamente importante, che ci ha dato anche delle informazioni, facendo sottolineare che ci sta seguendo da casa, e non sono pochi, che combattere l'obesità, il professor Maffei ce lo sta dicendo, sin da piccoli significa affrontare una sfida che è educazionale, che è alla fine culturale. Ho capito bene, professor? Assolutamente sì. Direi che la risposta, che sarà una che ci auguriamo tutti contribuisca alla vittoria finale su questa malattia, certamente è l'aspetto socioculturale. L'atteggiamento nei confronti del male, in questo caso la malattia, che qui ha una valenza metabolica, ma che comporta abbiamo visto una serie di complicanze non solamente fisiche ma anche psicologiche, potrà essere prevenuta e curata purché ci sia un'evoluzione, una maturazione culturale sia sociale che personale che familiare nei confronti di questo. E sono ottimista. Io credo che le famiglie, che fare i genitori è sempre molto difficile, lo sappiamo, però possano trovare degli strumenti anche attraverso il vostro lavoro, la comunicazione, no? Quanto mai è importante dare una comunicazione certificata, una comunicazione che non viene a essere influenzata da fake news o altro. Questo è fondamentale, perché l'informazione corretta, associata alla disponibilità, all'approfondimento, quindi a seguire i principi cardine di quella che è, diciamo, la possibilità non solo biologica ma anche appunto sociale e culturale di dare una risposta alle tante esigenze che la gioventù, i giovani, i bambini oggi affrontano e affronteranno sempre più. Io credo che se riusciamo a dare questi strumenti insieme, quindi non solamente la sanità farà la sua parte, voi farete la vostra. Tentiamo di farlo. Ma certamente lo fate molto bene. E dall'altra parte appunto altre strutture, per esempio le strutture sportive, la disponibilità all'attività motoria, ma che comunque le battaglie si vincono con la cultura, con la conoscenza vera. Quindi con l'educazione, quindi con la conoscenza riusciamo ad avere più strumenti per difenderci da ciò che intorno a noi ci è ostile. Noi ringraziamo dunque il professor Claudio Maffei, direttore della pediatria B, indirizzo diabetologico malattie del metabolismo presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Vi diamo appuntamento a tra poco, continueremo il nostro ragionamento proprio vedendo ribaltata quella piramide. Che cosa esca nel momento in cui la si ribalta lo comprenderemo. Ancora grazie al professor Claudio Maffei, è stato veramente un grande piacere averla quale ospite. A presto comunque. A presto, arrivederci, grazie a tutti. Importanti novità, Radio Adige arriva in DAB con tutti amici ogni giorno dalle 10 alle 13.30. Storie, curiosità, novità e territorio. Ogni giorno su Radio Adige con tutti amici. Verona Economia, il settimanale politico, economico e finanziario. Sfoglialo sul tuo device preferito. Leggi, clicca, ascolta, è interattivo e multimediale. Ogni sabato alle 8.30 via mail o WhatsApp. Ricevilo anche tu, è gratis. Verona Economia, raccontiamo Verona che vuole crescere. Radio Adige TV presenta Is Good For You. Musica anni 90 e lifestyle. Ogni venerdì alle 20 con le hit del momento, curiosità e spettacoli. Is Good For You su www.radioadige.tv. La nuova piramide alimentare USA, che è terra di obesi come si sa, ha aggiornato le linee guida per l'alimentazione a rovescia, e cioè letteralmente quella da tutto il mondo conosciuta come una piramide che ha nella dieta mediterranea il suo modello è stata rovesciata.
Io qua ho questa cartina, ma poi meglio ve la faremo vedere. Tra critiche e contraddizioni la scienza si sta dividendo. Si tratta infatti di una vera e propria rivoluzione nelle linee guida nutrizionali federali che capovolge il tradizionale modello dietetico con una chiara mano tesa nei confronti di che cosa? Di mondi produttivi americani, ecco, diciamo così, interessati. Carne rossa, latticini, formaggi, tutte quelle cose che noi diciamo attenzione a quanto se ne mangia. Beh, ci dà il suo qualificatissimo parere la dottoressa Sofia Lotti, biologa, nutrizionista dell'Università di Firenze, che abbiamo il piacere di ospitare, membro tra l'altro della Società Italiana di Nutrizione Umana, la SINU. Benvenuta allora dottoressa, è un bel rivederla, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito, è un grande piacere essere qua insieme a voi. Vediamo intanto allora Sofia di capire. Va detto che le linee guida per l'alimentazione sono aggiornate periodicamente, questo va detto in vari paesi. Da chi e secondo quali criteri queste linee guida vengono aggiornate? Diamo questo cappello. Certo, le linee guida vengono appunto aggiornate periodicamente dai diversi paesi e questo viene fatto da degli organismi istituzionali o comunque scientifici. Parliamo quindi del Ministero della Salute oppure di comunque istituti che si occupano di sanità pubblica, in altri casi delle stesse società scientifiche che ovviamente devono essere riconosciute. In Italia, ad esempio, le linee guida nutrizionali vengono redatte dal CREA insieme al Ministero della Salute e ovviamente per poterle redigere è necessario un processo estremamente rigoroso che segua soprattutto una metodologia scientifica, quindi normalmente si crea un team di esperti multidisciplinare che ha il compito di valutare e studiare quelle che sono le più recenti e migliori evidenze scientifiche nell'ambito della nutrizione, quindi si vanno soprattutto a valutare quelli che sono trial clinici, revisioni sistematiche o meta-analisi. E l'obiettivo di questa valutazione è quello di cercare di capire la forza delle prove, la coerenza anche dei risultati che si ottengono da questi diversi studi per poter sviluppare appunto poi delle raccomandazioni il cui obiettivo è quello di garantire il miglior stato possibile della popolazione. Allora, Sofia, non è strano che negli USA escano queste linee guida per l'alimentazione aggiornate in questo modo. Però diciamo subito, la popolazione ha abitudini alimentari poco salutari, consuma prevalentemente alimenti pronti e conservati, con elevato consumo di zuccheri aggiunti. Tutto ciò a che cosa porta? Al 70% degli adulti, parliamo dell'America, affetti da sovrappeso o obesità e quasi un adolescente americano su 3 in preoccupanti condizioni. E allora che senso ha fare questo ribaltamento clamoroso? Poi entreremo nel merito. Sì, la rappresentazione grafica devo dire è molto complicata ancora da leggere e tutt'oggi non sappiamo ancora qual è la reale chiave di lettura perché non è stato specificato dagli stessi esperti della commissione che l'hanno redatta se si debba leggere sotto forma di frequenza di consumo alimentare oppure può essere anche che questa rappresentazione riporti semplicemente la classificazione degli alimenti. Purtroppo non è stato fatto chiarimento, quindi risulta una delle controversie più grandi questa rappresentazione grafica legata proprio a queste nuove linee guida. Vediamo di entrare nel merito allora, perché ha senso capire perché sia stato capovolta questa nostra piramide. Lo possiamo far vedere ancora, chiedo alla regia così la commentiamo meglio, grazie. Allora, intanto vediamo un triangolo di presentazione di alimenti sotto forma di gruppi alimentari. Quali i punti chiave e quali le differenze sostanziali con la nostra piramide alimentare?
Beh, quello che salta subito all'occhio sicuramente è la posizione di questa carne rossa insieme ai latticini, ma in realtà anche la carne bianca, vediamo il pollo posizionato comunque vicino ai formaggi e questo ovviamente è stato tradotto con una liberalizzazione un po' del consumo dei grassi animali, cosa che invece contrasta molto con quelle che sono le evidenze presenti in letteratura, anzi evidenze che vengono da decenni di ricerca in campo nutrizionale, in quanto i prodotti di origine animale sono una fonte di grassi saturi che sappiamo essere associati ad un aumentato rischio per le malattie cardiovascolari, quindi questa liberalizzazione stride un po' con quelle che sono effettivamente le evidenze in letteratura. D'altra parte questi prodotti di origine animale, la Commissione ha detto che sono stati posizionati in quel punto anche per andare a soddisfare l'aumentato fabbisogno proteico, che è un altro punto chiave di queste nuove linee guida alimentari americane, ma viene dato grande risalto alle proteine di origine animale, mentre purtroppo, come potete vedere anche da questa rappresentazione, viene data molta poca importanza alle proteine di origine vegetale. Guardate, i legumi sono stati rappresentati sotto forma di un ortaggio in scatola quasi, quindi un'importanza molto minore rispetto a quella dei prodotti di origine animale. Vorrei sottolineare quello che lei ha appena detto, l'aumento della quota proteica. Magari a Marta, che in regia, chiedo se può mettere a tutto schermo la piramide, così possiamo leggerla meglio, perché c'è questa enfasi sulle fonti di origine animale, che è per quel che riguarda la quota proteica, come ha appena detto lei, uno dei punti chiave che differenziano questa nuova edizione dalla precedente. Lei dove vede in tutta la piramide le criticità che derivano da questo? Sicuramente questo aumentato fabbisogno proteico che, sottolineo, è stato aumentato del 50-100% rispetto alle linee guida nutrizionali precedenti e si attesta intorno a 1,2-1,6 grammi pro chilo di peso corporeo, quindi proteico fabbisogno proteico. Ecco, questo fabbisogno proteico viene detto che deve essere comunque raggiunto tramite il consumo di gruppi alimentari come carne, formaggi e solo in secondo piano in realtà anche pesce e prodotti di origine vegetale come possono essere i legumi, e questo si inserisce in un contesto già molto complicato, in quanto sappiamo che in America il consumo di carne si attesta intorno a 120 kg pro capite annui, quindi già il consumo di carne è molto elevato e queste linee guida sembrano incentivarlo ulteriormente. Senta, dottoressa Lotti, che cosa dice di questo aumento in modo sostanzioso dell'apporto proteico complessivo senza distinguere tra le diverse fonti proteiche? Mi pare di poterlo dire. Può avere implicazioni indesiderate, lo chiedo a una esperta, a lungo termine sulla salute? Perché questo è uno dei punti nodali. Assolutamente sì. Soprattutto alle luci delle più recenti evidenze scientifiche che mostrano come ad esempio il consumo eccessivo di carne sia associato alle malattie cardiovascolari, alle malattie oncologiche. Pensiamo solo ad esempio alle 10 raccomandazioni del World Cancer Research Fund per la prevenzione appunto delle malattie oncologiche. Una di queste raccomandazioni è proprio quello di cercare di ridurre il consumo di carne rossa, sia fresca che processata, e quindi questo già andrebbe contro un po' queste nuove linee guida nutrizionali americane. Al di là di queste malattie, poi ovviamente questo fabbisogno proteico aumentato potrebbe avere delle ripercussioni anche su quella che è la funzionalità renale. Sappiamo che i metaboliti di scarto che si ottengono dal metabolismo proteico vengono poi appunto espulsi tramite proprio il rene, quindi un sovraccarico renale potrebbe essere collegato ad un aumentato fabbisogno proteico, soprattutto quando è eccessivo. E un altro aspetto da considerare è che se noi aumentiamo il consumo dei prodotti di origine animale, ridurremo inevitabilmente il consumo di altri alimenti che in realtà sarebbero protettivi per la nostra salute, come i cereali integrali o i legumi.
che invece ci apportano importanti micronutrienti come sali minerali e vitamine, ma soprattutto la fibra alimentare. E sappiamo che la fibra alimentare è fondamentale anche per la corretta funzionalità del microbiota intestinale. È a partire proprio da questo nutriente che vengono prodotti poi quegli acidi grassi a catena corta che sono importanti antinfiammatori. Quindi dobbiamo... Prendo la parola mentre c'è un impasse tecnologico che è passato. Approfitto per chiedere allora alla dottoressa Lotti, parliamo della carne rossa, perché le evidenze scientifiche continuano a suggerire come le proteine vegetali e il pesce siano associabili a risultati di salute più favorevoli rispetto alle diete ricche di carne rossa, che invece il nuovo testo raccomanda di aumentare. Ora, non faccia dire al giornalista cattiverie rispetto a quali interessi possono essere dietro, ma da studiosa lei sì può dirci questo che cosa comporterebbe, mettiamolo ancora al condizionale, venisse adottata questa piramide capovolta. Certo, è quello che dicevamo anche poco fa, le implicazioni sulla salute di un aumento del consumo di carne purtroppo sono negative per tutte le evidenze che abbiamo ad oggi disponibile, come diciamo per le malattie cardiovascolari, oncologiche, ma anche per il rischio di mortalità generale. E quindi questa è un'altra grande contraddizione di queste nuove linee guida, che si discosta assolutamente da quelle che sono appunto le evidenze, che invece cercano di incentivare appunto il consumo di pesce, perché il pesce ci fornisce un profilo lipidico molto diverso rispetto a quello della carne, che è ricca di grassi saturi e colesterolo, mentre il pesce ci fornisce acidi grassi poliinsaturi come gli omega 3 e gli omega 6, che sono riconosciuti e famosissimi per svolgere un importante ruolo protettivo per la salute cardiovascolare. E quindi possiamo dire che certo anche questo aspetto è assolutamente un po' contro quelle che sono le evidenze più recenti e probabilmente può essere spinto anche da degli interessi più a livello industriale. Non c'è assolutamente dubbio. Sofia, l'aumento delle quote proteiche l'abbiamo detto, la carne rossa l'abbiamo detto. Se rimandiamo ancora, chiedo la cortesia alla regia, la piramide rovesciata, noi vediamo che un altro aspetto negativo è la liberalizzazione del consumo di alimenti e condimenti ricchi di grassi e di origine animale che compaiono proprio nella parte alta della piramide. I famosi grassi salutari, si suol dire. Appena parlato di colesterolo, diciamo addio al colesterolo e anche alla prevenzione importantissima cardiovascolare? No, non possiamo assolutamente, e come abbiamo detto un po' prima, si discosta da quelle che sono le evidenze, le ricerche fatte negli ultimi anni proprio in merito a questo aspetto dei grassi. Come diciamo prima, i grassi saturi contribuiscono alla sintesi del colesterolo LDL, conosciuto comunemente come il cosiddetto colesterolo cattivo, perché è un fattore aterogeno, aumenta il rischio cardiovascolare e quindi in realtà bisognerebbe, come ci dicono le linee guida anche italiane, seguire una dieta in cui l'assunzione calorica che proviene da questi grassi saturi sia inferiore al 10%. E invece il rischio di appunto liberalizzare questi grassi addirittura definendoli salutari è che sarà impossibile riuscire a rimanere sotto questo 10%, ma verrà comunque una quota assunta, una quota molto più elevata e questo ovviamente andrà ad incidere su quello che è il rischio cardiovascolare. Diciamo che nel documento scritto vengono date alcune spiegazioni perché in effetti alcune ricerche qualche anno fa e in certi contesti avevano evidenziato che il consumo di grassi saturi non solo aumentava il colesterolo cattivo ma aumentava anche il colesterolo buono, il famoso colesterolo HDL. Però c'è da dire che poi le ricerche andando avanti hanno mostrato come ci sia un peso diverso di questi due fattori, nel senso che pesa di più sul rischio cardiovascolare l'aumento del colesterolo cattivo rispetto che quello buono. Quindi motivo per cui rimane l'indicazione di consumare gli acidi grassi sotto al 10% delle calorie giornaliere. I legumi, se notiamo sempre la piramide capovolta, sono poco rappresentati e li sono addirittura relegati in un solo simbolo di ortaggi in scatola. Cosa ne pensa?
Penso che sia un po' triste questa rappresentazione dei legumi, anche perché i legumi per noi italiani che seguiamo una dieta mediterranea sono la base della nostra alimentazione. E dico questo anche perché i legumi fanno bene per la nostra salute, come dicevamo prima, ci forniscono fibra alimentare, micronutrienti, ma d'altra parte sono anche accessibili dal punto di vista economico. È molto più accessibile il legume rispetto alla carne o prodotti di origine animale. Questo ovviamente anche ha un impatto, no, per il consumatore medio. Per non parlare poi dell'aspetto della sostenibilità alimentare, in quanto i legumi per la loro produzione richiedono meno risorse ambientali rispetto a quelle richieste dai prodotti di origine animale. Molto chiaro, Sofia. I prodotti a base di cereali integrali sono alla punta della piramide. Cosa ci stanno a fare in quel posto? Non si è capito. Anche perché se noi la volessimo interpretare come interpretiamo la nostra piramide della dieta mediterranea, vorrebbe dire che non sono da consumare. Mentre invece nel testo del documento è riportato un consumo raccomandato di 2-4 servings al giorno di questi cereali integrali, e quindi anche qua emerge un'altra contraddizione effettivamente, oppure non è stato spiegato adeguatamente come debba essere interpretata questa rappresentazione grafica. D'altra parte comunque è un problema, perché i cereali integrali andrebbero comunque incentivati al loro consumo per vari motivi. Uno dei più importanti sicuramente è che hanno un più basso impatto glicemico rispetto ai cereali raffinati e contengono anche più micronutrienti, quindi hanno un valore nutrizionale superiore. Proprio per questo motivo andrebbe appunto incentivato il loro consumo, piuttosto che invece generare confusione con questa rappresentazione grafica. Un altro motivo di preoccupazione è che le nuove linee guida, chiamiamole così, non tengono conto dell'impatto ambientale e anche quindi dell'impatto socio-economico delle raccomandazioni che sono implicite nella alimentazione. Cosa ne pensa? Penso che questo sia un grandissimo problema e mancanza di queste nuove linee guida, perché ad oggi i nuovi modelli alimentari stanno tenendo sempre più conto proprio della sostenibilità, per il grandissimo impatto che questa ha per la nostra salute e per la salute delle generazioni future. Viviamo in un mondo in cui la popolazione è in costante aumento e le stime ci dicono che aumenterà sempre di più, e già ad oggi il nostro sistema di produzione alimentare non è in grado di sfamare tutte queste persone, quindi è un problema che ci tocca da vicino, che dobbiamo tutti secondo me prendere a cuore, e quindi non integrare questo aspetto nelle nuove linee guida nutrizionali americane penso che sia una grandissima mancanza. E purtroppo però, come è chiaramente riportato, non è stato preso in considerazione, perché si incentiva quello che è il consumo dei prodotti di origine animale, primo fra tutti carne e latticini, che sono proprio quei prodotti che impattano maggiormente sulla salute dell'ambiente. Pensiamo solamente all'animale come la mucca, da cui viene la carne rossa, oppure il latte. È un animale di grandi dimensioni che richiede tanto suolo per poter pascolare, ma tanto suolo anche per andare a coltivare tutti i cereali che sono poi destinati alla nutrizione dell'animale stesso. Pensate anche alla quantità di acqua necessaria all'animale. E poi a volte sembra un po' una barzelletta, io dico sempre anche ai miei studenti, che questi animali emettono comunque anche grandi quantità di gas che poi vanno a contribuire all'effetto di gas serra, mentre invece prodotti come cereali integrali e legumi richiedono questa quantità di risorse in un modo molto più limitato, e quindi proprio per questo andrebbe incentivato il loro consumo. Viene da chiedersi cosa resti di condivisibile in tutto questo, ma le faccio un'altra domanda da professionista. Ricordiamo che Sofia Lotti è biologa e nutrizionista all'Università di Firenze. Ora, con queste nuove linee guida, considerato la critica che ne sta venendo fuori e anche la voce degli esperti che sono preoccupati, renderanno difficile a voi professionisti continuare il vostro lavoro a protezione della salute pubblica? In che modo quindi possono entrare nel merito del vostro lavoro, delle vostre credenze, della vostra anche eticità professionale? E quali riflessi
possono avere anche rispetto al mondo dell'economia, che dietro l'alimentazione c'è e come. Purtroppo adesso si è andato a creare sicuramente un terreno un po' ambiguo di comunicazione con queste nuove linee guida tra gli esperti e la popolazione generale, perché comunque sono linee guida che, come abbiamo potuto vedere fino adesso, hanno qualche controversia, c'è qualche aspetto che è molto lontano da quelle che sono le evidenze invece più recenti e migliori che abbiamo a disposizione. Quindi sicuramente gli esperti in America saranno messi in difficoltà da questo. Forse noi in Italia, nei paesi mediterranei, siamo un pochettino più fortunati sotto questo punto di vista, perché abbiamo delle abitudini alimentari molto diverse rispetto a quello degli americani, mentre invece gli esperti dell'America saranno sicuramente più in difficoltà sotto questo punto di vista. Appunto, dovranno trovare un metodo di comunicazione efficace, anche critico, basato su ovviamente quelle che sono le evidenze, che non condividono prettamente quello che poi è stato riportato nelle nuove linee guida americane. Quindi è molto importante, secondo me, ricordarci che il ruolo comunque delle linee guida non è il ruolo del professionista. Il professionista dovrà poi essere in grado di leggere criticamente queste linee guida, andandole anche a integrare con quelle che sono le sue conoscenze, il suo bagaglio di informazioni che può ricavare comunque da altri documenti, dagli studi scientifici migliori e più recenti, ecco. Quindi continuiamo ad essere nelle buone mani, ad esempio della SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana. Il tutto avviene, vale la pena ricordarlo Sofia, nel momento in cui la dieta mediterranea, ma anche le tradizioni nostre, pratiche culinarie, sono riconosciute come patrimonio immateriale della umanità. Per fortuna, accanto al cibo, noi ci abbiamo messo anche la difesa della biodiversità, la convivialità e, perché no, anche la sostenibilità. Sono sostantivi che non sono semplicemente verba, cioè parole, ma sono sostanza. Ringrazio allora la nostra ospite, cortesissima e soprattutto bravissima, Sofia Lotti, biologa nutrizionista dell'Università di Firenze. Ho paura e il timore che la disturberemo altre volte, dottoressa. E ringraziamo la SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana, che ce la porta. A presto! È stato un piacere, grazie mille. Ed è stato un piacere anche per me condividere con voi prima parte dedicata all'obesità e poi completare questo speciale con questa piramide alimentare capovolta, ma noi la preferiamo assolutamente così. Alla prossima!